Ci siamo, buona serata a tutti, benvenuti, buon giovedì da casa mia, perché ormai andiamo avanti in questa maniera, noi di Sicily On Air, un po' tutti noi di Io Compro Siciliano, con tutte le belle novità, le conferme, seguite il pomeriggio, saluto Cristina Ruffino con un pomeriggio molto speciale alle ore 18 e da lunedì, lo posso dire perché già si sa, Eliana Chiavetta a mezzogiorno per Io Compro Siciliano Live, questo nuovo appuntamento con una grande professionista che è Eliana Chiavetta. Saluto Paolo Gatto che come sempre cura la regia e quindi lo saluto. C'è Marzia, un gioiello veramente a capo della nostra redazione, i fondatori Davide e Giuseppe. Oggi mi sono incrociato anche con un responsabile per quanto riguarda il commerciale, quindi saluto anche Fabio, una squadra e poi tutti gli altri che collaborano con Io Compro Siciliano e tutti quelli che quotidianamente cliccano per farci crescere sempre di più. In questo caso siamo a 264.947 click, quindi il gruppo cresce sempre più, quindi vi ringraziamo per questa fiducia che ci date, ma ci seguite in tanti, numerosi, seguite anche i nostri format, la nostra pagina Facebook, la pagina e il canale YouTube di Io Compro Siciliano. Un'altra puntata speciale, potete interagire con noi condividendo naturalmente la puntata, facendo sapere a tutti quanti che abbiamo appena iniziato e di conseguenza è una serata dedicata come sempre al mondo della musica con tanti artisti che noi settimanalmente sentiamo. In questo caso ci colleghiamo subito con Londra, dove c'è una palermitana doc comodamente seduta, un on set, una location molto esclusiva e comunque casa sua. Però Alba, devo dire, ci ha riservato una bella visuale. Alba Plano, buonasera. Ciao raga. Ciao. Benvenuta in Sicilia. Sì, grazie, benvenuta a casa, almeno per questa sera. ci voleva proprio. Ormai possiamo dire che da circa 3 anni vivi in pianta stabile in quel di Londra. 3 più 3 più quasi 3, ci sono quasi 8 anni che sto qua. 8 anni? Perché mi hai detto 3 l'altra volta? No, io non ti avrò mai detto 3, chissà cosa hai sentito tu. 8. Allora, Alba, intanto come stai, visto che sei in Inghilterra, sei a Londra, insomma, come stai vivendo questo periodo, tanto per farci capire intanto il fatto di non essere qui in questo momento invece in una nazione dove quotidianamente non possiamo fare finta di nulla, sentiamo tante notizie, varianti a destra, varianti a sinistra, quindi come stai innanzitutto? Allora, io intanto sto bene, quindi questa è una cosa importante sicuramente, me lo ripeto tutti i giorni perché se devo essere sincera, cosa che insomma tu sai benissimo io sto proprio, diciamo così, un po' tra il grigiore delle nuvole di Londra, nel senso che purtroppo sono in questa situazione dal 16 dicembre, cioè completamente chiusa. Se vedo qualcuno mi assicuro che non abbia visto nessuno per i 15 giorni precedenti, però voglio dire, venendo già da un lockdown precedente, è chiaro che questo lockdown pesa in maniera folle, cioè è pura follia, ragazzi. Cioè, noi ve lo dico, ci giriamoci attorno, cioè, si sveglia la mattina e dice e ora che cosa faccio? Quindi si cerca di rimanere creativi e anche il processo creativo è difficile. È molto difficile, è stare chiusi a casa, insomma, è veramente molto complicato. Da Londra, tra poco parleremo con Alba sia del suo percorso per quelli che in questo momento già sono collegati con noi. Hai condiviso nei tuoi profili, Alba? Mi raccomando, condividi il link perché sei in diretta, così possiamo. Ecco. Tutto. Perfetto. Tra l'altro ci sono dei saluti, ma tra poco cominceremo a leggere messaggi. Da Londra ci colleghiamo con Milano con un altro palermitano doc. Ho il piacere questa sera di ospitare un collega che poi lavora in uno dei network più importanti d'Italia, Radio 105, Dario Spada. Ciao Dario, buona serata e benvenuto. Ciao Alba, ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Ecco, passiamo da Londra, in pratica. Cosa stai bevendo, scusa Alba? Scusate, qua sono proprio... Your English, very English, isn't it?
Un tè, ragazzi, cioè, niente di che. tè. Il tè delle tè, ma 5 lei lo fa un po' più tardi, Alle, però alle 8, alle 8:30, visto che loro sì. in questo momento sono le 8:30 da voi. Dario, passiamo da Londra a Milano, in questo momento la regione Lombardia, che comunque rispetto alla nostra, la Sicilia, è ancora in zona rossa. Voi in questo momento state, tra virgolette, un po' ripartendo, anche se poi Sì, siamo tutti combinati allo stesso modo, Dario. esatto, siamo arancioni come la sedia su cui sono seduto, esatto. Sì, poi posso dirti la verità, tutti questi colori, cioè a Londra, lo sai, è grigio, quindi sì, non sì, puoi sì. sbagliare, è grigio. Noi giallo, verde, arancione, non si capisce una beata mazza. Io ormai ho perso anche il conto dei giorni dove i divieti ti impediscono di andare di qui, dove non puoi fare questo, dove serve l'autocertificazione. Diciamo che ho imparato nel corso del tempo un po' a fregarmene, perché tanto voglio dire, cosa dobbiamo fare? Sempre nel rispetto chiaramente della salute mia e degli altri, ma viverla con un po' di sano ottimismo e il classico menefreghismo all'italiana, quello però simpatico, ecco, mettiamola così. E allora, tra poco parleremo anche di questa carriera straordinaria che Dario, partendo proprio dal capoluogo con le radio che insomma hai fatto qui in Sicilia, adesso ormai da molti anni sei all'interno dello squadrone di 105 e attualmente reduce anche dalla diretta quotidiana e pomeridiana con 105 Music and Cars, con un'altra bestia della radio in maniera positiva che è Fabiola, che insomma è un Sì, altro storica. storica, Sì, insomma. sì, sì, Siamo sì, sì. cresciuti un po' tutti a Pane e Rin insieme allo Bravo, Squarente e Fabiola, non bravo. dimentichiamo. Siamo cresciuti, almeno io in questa parte della mia vita, adesso no, un po' più giovincello, sono cresciuto con delle canzoni, portavo sempre con me 2 album, non potevo fare a meno di portare Emotional Song 1 ed Emotional Song 2, cioè io non potevo fare a meno di sentire queste canzoni degli anni 90 che un maestro come Saghirei o Sagi, ma poi insomma me lo dirà anche lui. Buona serata a Saghi, se tutto va bene ci colleghiamo con casa sua insieme a Elena. Buonasera, ciao ragazzi, ci siete? E lì bisogna semplicemente, ecco, lo Non ci sapevo, sono. non ci sono, il bello della diretta è anche questo, voi mi... Ma sì, ma se vuoi faccio io, cioè mi Dai, sdoppio, fai un mi po' di sposto saggi, dai. e inizio a parlare un po' anche straniero, perché poi sai. Ah no, Eccoli, eccoli, eccoli. eccoli qua. Ciao Saggi, ciao Elena, benvenuti. Ecco, scusate E un allora, attimo, ma ho proprio di difficoltà di... Ciao, grazie. Ciao. e allora in tempi Si sente o pandemici, non si ovviamente sente? Guarda, tutti... mi dispiace sì, veramente tanto, la comunicazione è un po' questa. Però il fatto che già tu sei qua con noi mi fa molto piacere. Stavo dicendo per cominciare che noi nel 2008 abbiamo avuto la possibilità almeno di incontrarci in un luogo magico che è il Baia alle Grotte di Balestrate, dove ti ho voluto per uno degli eventi Certo, che avevo la direzione artistica al Baia alle Grotte, e lì perché già ero innamorato dei certo. 2 album che erano Emotional Song 1 e Emotional Song 2, a differenza, cioè col passare del tempo, quegli anni lì, come li ricordi con quei 2 album? Sì, sì. Beh, li ricordo molto piacevolmente perché erano sono i miei primi 2 album, quindi sai, un po' la novità, novità è discografica, è stata molto, molto bella, emozionante e mi ha dato l'opportunità di esibirmi un po' in tutta l'Italia, specialmente nel sud Italia, particolare. Il sud Italia sono stato molto apprezzato. Pronto? Hello? Is there Sì, anybody there? allora, Can you hear me? sì, sì, noi ti sentiamo in questo momento, Oh, il problema lo spieghiamo al ok. C'è pubblico, non dipende dalla connessione, dalle connessioni. In questo momento io andrei a casa tua, mi metterei fuori, tipo Lincoln, e non lo so, con quello lì che fa migliorare la connessione. Però, Elena, intanto ti saluto Eccoti. perché... Eccoti, Elena, intanto hai arricchito la vita di Saghi negli ultimi tempi, devo dire anche artisticamente. Arriva dopo, adesso arriva. Sì, hai arricchito. sì, in ogni senso, da ogni punto Allora, di vista, diciamo.
Facciamo un tentativo. Allora, adesso chiedo alla regia e chiedo ai miei due ospiti di riprovare l'inserimento all'interno. Ecco, grazie Paolo, ma hai capito? Salvatemi, soprattutto Dario, tu che sei uno che quotidianamente va in diretta, sai che non è facile. Capitano con i collegamenti anche in remoto che fate voi, che credo quotidianamente, Cioè, quando vi capita, insomma, che culo. Limitiamo le parole. Però lamenti, Vincenzo, poi ti lamenti, te lo dico io, ti lamenti. Comunque, no, ma R105, sì, no, ma in realtà stavo scherzando, anzi, come si dice in siciliano, stavo babbeando, perché questi problemi tecnici non ce li abbiamo noi adesso stasera, ce l'hanno tutti in tutto È il vero, mondo, è vero. anche nei collegamenti della CNN, quindi voglio dire, Bravo, possono bravo. succedere Grazie. queste cose. Il paracadute Sì. di Dario Spada. Dario, tu È hai bello iniziato, grosso, tu hai iniziato a proposito di musica, tu fondamentalmente, almeno quando ho approcciato io alla conoscenza di Dario Spada, facendo canzoni e creando delle jingle. Cioè, tu Bravo. eri molto bravo a fare, soprattutto per il gruppo Time, quindi per Radio Time. Certo, che saluto, tra l'altro è stato un 2020 drammatico anche per loro, perché c'è stata la scomparsa di Lello Sanfilippo, che è stato uno dei primi a credere in me, per cui io lo ricordo sempre con enorme piacere, devo dire, nonostante ci scontrassimo, perché con Lello amarsi voleva dire anche discutere, e quindi sono molto contento. Io me l'hanno sempre detto che sono un siglaiolo, tutti, e quindi io sono il siglaiolo. L'ho sempre fatto anche per Radio Time e l'ho fatto anche per Radio 105. Io sono arrivato a 105 come siglaiolo, evidentemente era un destino. E poi però chiaramente io volevo evolvere un po' in quello che facevo, perché a me piace comunicare sotto diversi punti di vista. La musica è una forma di comunicazione, forse quella più universale che abbiamo, perché trascende le lingue, le religioni, e quindi mi sono approcciato a quello come di primo acchitto. Poi dopo ho proseguito volendo, diciamo, sperimentare altri tipi di comunicazione, tra cui lo speakeraggio, che era quello che io amavo di più in assoluto, ed è stato poi il passaggio. Senti, tu ovviamente hai fatto la cosiddetta gavetta che hai fatto qui in Sicilia, ma poi partendo da 105 Weekend, un classicone, si parte sempre con i fine settimana, possibilmente anche con orari impossibili, perché uno va a trasmettere di notte o la mattina presto, fino ad arrivare a uno dei programmi di punta. Ci stiamo avvicinando un po' alla giornata mondiale della radio, anche vero. molto importante, che si festeggia. Siamo reduci dai dati terre per noi che facciamo la radio. Non voglio Vado, entrare. grazie, è stato un piacere. Ciao Alba, ciao. No, ma dai, no, ma lo sai, no, vabbè, ma tanto hanno commentato tutti quanti gli editori in maniera positiva, quindi nonostante ci sia stato un calo non indifferente, ma va bene così. Volevo però arrivare al programma di fascia che tu comunque hai fatto e continui a fare. Come sei riuscito a prenderti quella fetta di diretta quotidiana su Radio 105? Quante ore abbiamo a disposizione? Un paio vorrei ce lasciar la parlare faccio. anche gli altri ospiti. Vorrei intanto Alba, che ha una voce meravigliosa, che spero poi ci faccia anche sentire le cose, perché secondo me è più interessante anche. Cosa, scusa Alba, non ho capito. Ti interrompo solo per un secondo, ma grazie per il complimento. Tu fai i jingle, ma sai che io faccio i jingle per la concorrenza? Cioè? Tu canti per quale altra radio? Vabbè, no, non è concorrenza, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ma io non lo sapevo. Tu canti per Wise Buddha, quindi. Cosa? Tu canti per Wise Buddha, cioè lavori con Wise Buddha a Londra. Ma stai scherzando? Meraviglioso. Ma io non lo sapevo sta cosa. Allora io ti dico un'altra cosa che forse non sai. Un altro cantante siciliano fa i jingle. No, tu sì, no, è Vincenzo che non lo sa, è Davide Shortino. Davide Shortino Shorty è un altro cantante che canta i jingle di R105. Spada, non mi far non trasformiamo la puntata in gossip tipo d'urso, non perché si poteva dire? No, nel senso, io Davide l'ho avuto qualche settimana fa, prima che poi arrivasse la notizia. Non so se Alba Plano, così facciamo aumentare un po' gli ascolti, vuole dire qualcosa in merito, ma comunque con Shorty lo sappiamo, Alba, è stato un bel periodo anche della tua vita, perché se no cancelliamo il passato. Io vado, grazie, è stato bellissimo fare una figura di così.
No, Non sapevo no, niente, non giuro. no, Dario, guarda, allora, io e Davide siamo sempre in super contatto e ci adoriamo, cioè lo dico con tanta serenità. Abbiamo cominciato questo percorso con Wise Boo da circa 5 anni fa, quindi Sì. abbiamo fatto tante cose per loro e poi niente, a me mi hanno chiamata per tante altre cose, quindi io quest'anno insomma, poi quest'anno ho rifatto i jingle per Era 101, ma chissà, magari 105. Ma io sono felice per te, Alba. Hai una voce meravigliosa, quindi voglio dire, fai anche 101 è una cuginetta di 105, siamo tutti dello stesso gruppo, quindi Che bello. Ma la sai cosa bellissima, tra l'altro, chi ci sta seguendo, anche i nostri fondatori, in questo momento in collegamento sia da Londra che da Milano ci sono due palermitani che comunque fanno parte di squadre di radio importanti in quanto jingolisti o comunque chi va in diretta, ed è un motivo di orgoglio e noi celebriamo questo in questa puntata. Sono d'accordissimo. Viva Palermo! Adesso, e ma viva io adesso Santa chiamerò, Rosalia. chiaramente Alba, ti chiamerò per fare dei lavori, non c'è, benissimo, è bello, vedi il networking come funziona. Senti, guarda, e noi c'è un mio compriamo amico, siciliano. raga, ora vado un po' più tanto ormai a quest'ora i bambini sono andati a letto. C'è un mio amico che dice sempre, quando uno ti scrive su Facebook, qualcuno che non conosci o qualcuno che non vedi da anni, lui pensa sempre alla frase di un film di De Sica o di non mi ricordo chi, che dice che vuoi scopare? Guarda, non c'è questo. Alba, tranquilla con me perché io sono gay. E quindi... Ragazzi, io non ho parole. Io sono gay e fidanzatissimo, quindi credo È vero, che... è vero, è verissimo, è innamoratissimo. Io ho seguito per un certo periodo, Dario attraverso delle storie, attraverso dei post, e quindi ho capito forse la fase dell'innamoramento, Dario. Sì, bravo, sì, che è avvenuto pre-lockdown, perché adesso c'è un pre-lockdown e un post-lockdown. Sì. Il post, cioè, nel pre c'era l'innamoramento, nel post c'è il rompimento di... No, sto scherzando, evidentemente, sì, però... guarda, ti do un po' ragione. Comunque, Vincenzo, giusto per mettere un po' di pepe nella tua trasmissione. Tanto non ne stiamo mettendo. Ma è bello così, ragazzi. No, ma sono contento. Intanto c'è gente che scrive, perché c'è gente che entra, esce, che condivide e poi rientra e che esce. Insomma, questo alla fine succede. E scrive anche dei messaggi. Paolo, mi mandi in onda un po' di messaggi così a random per chi ci sta seguendo. Allora, Marco Tagliavia. Cioè, incredibile. Ciao Vincenzo e Dario, siete sempre bravissimi. Che mi ricordi la nostra Radio Futura, che è stata... Dario, Radio Futura per noi ha rappresentato tanto, insomma, in quel momento. Allora, devo dire una cosa, Futura Network è stata la prima radio a mettermi in onda come speaker, come voce, perché io a Time facevo il tecnico del suono. Futura ha detto, questo ragazzo è bravo, è un po' un rompi, però è bravo. Quantomeno, ai tempi facevo veramente schifo, quindi ci hanno visto uno, quindi grazie. Andiamo avanti con i messaggi? Paolo, Paolino, Brenda, ma Dario è meraviglioso. Brenda è la tua amica che segue Dario, capito? Scusa che seguiva Alba, ha detto anche, ma Dario è meraviglioso. Andrea, buonasera a tutti voi, un abbraccio da Londra e un grosso abbraccio alla grande artista Alba Plano. Quindi Andrea, evidentemente, insomma, Andrea bene. È uno chef incredibile, ragazzi, uno chef incredibile. Queste interazioni. Bene. Brenda che poi che fa? Se ne va, gente che se ne va, gente che non si connette. C'è il sassofono, però c'è il sassofono che comunque... Io non riesco a capire cosa sta succedendo stasera, c'è veramente tutto incredibile, con l'attesa di Saghi che a quanto pare sta montando un traliccio. Una cosa allucinante. C'è Elena, sicuramente Elena, che dice no, così, vai così. Allora andiamo con i messaggi. Francesca meravigliosa Alba Plano, Francesca Troia, immagino. Poi Giuseppe Giorgiani, un saluto a tutti, e ride. Vabbè, un saluto a tutti, sempre il top, ok. Luca Leonardi, hashtag io compro siciliano, grazie per il marketplace. Rosario, buona serata e buon lavoro, compare. Qua si usa così, qua ci si saluta ancora così. Compa, che manca a Londra si chiamano compa. Allora... ma qualcuno dice ci cantate qualcosa, cioè Francesca dice ci cantate qualcosa.
Lei che canta qualcosa, lei Alba, perché io non è il caso. Ecco, saluto anche Alessia, Davide, Andrea Pace, ciao Vincenzo, Davide Morici, e quindi ci salvi a tutti e complimenti per le identità made in Sicily. Io compro Sicilia contenitori di arte, anche qualche scoop, anche qualche scoop. Vabbè, gli artisti qua. Allora, Saghi ci deve salutare perché evidentemente la connessione stasera è andata come è andata. Saghi, No, ragazzi. lo so, ma che ci posso fare? Ragazzi, Ma tu... metà dei miei follow sono qua solo per Saghi. Ho capito. Ma anche la totalità dei miei sono qua. Ragazzi, Saghi lo fa entrare Paolo almeno per il saluto, perché mi è scritto che si può entrare anche per i saluti. Quando è in linea lo fa entrare gentilmente, così lo salutiamo e rinnoviamo ovviamente a una prossima puntata. Non ci posso far nulla, ragazzi, in una serata in cui Amadeus molla, non presenta Sanremo, figuriamoci, queste sono bazzecole. Comunque ha del tragicomico tutto questo, posso dirlo, nel senso che è anche il bello della vita. Non stiamo vivendo un momento tragicomico. È follia, Dario, è follia pura. La situazione sanremese è follia pura dall'inizio, dalla nave ormeggiata a Sanremo, passando per i figuranti pagati dalla Rai. Sì, veramente. Cioè, ragazzi, è un'operazione, dovevano fare subito solo lo show televisivo con l'Ariston chiuso, i tecnici al lavoro, la gara sanremese, pochi super ospiti e basta. No, ma io non sono nemmeno d'accordo su questo. Pensa, io l'avrei proprio saltato quest'anno Sanremo. Non si aprono i cinema, non si aprono i teatri, non ci sono i concerti, salta anche Sanremo, ragazzi. Sanremo è sempre stato uno specchio del momento storico che si viveva. Quest'anno saltava, non moriva nessuno senza un festival di Sanremo. Se lo fai col teatro Ariston chiuso e con nessuno fuori, perché alla fine in città non arriverebbe nessuno. Ma tu sei sicuro di questo, Vincenzo? Sanremo, io sono stato tante volte, non puoi bloccare un paese perché non puoi far entrare nessuno. Ci sarà sempre tanta gente che andrà lì per i cantanti, c'è comunque tanta gente che lavora dietro con i cantanti, quindi comunque tante persone che devono comunque stare molto attente. Secondo me, per il bene di tutti, si può rimandare all'anno prossimo, mantieni questo cast, le canzoni ci sono, non le fai uscire se gli artisti sono d'accordo, oppure gli artisti le fanno uscire indipendentemente. Ma tu mi insegni che le major scalpitano, nel senso che Sanremo non è la prima settimana di marzo, Sanremo già è partito da mo', cioè a parte da ottobre. Da ottobre, quindi Aria Sanremo e tutto quanto, ama Sanremo, le major hanno preparato i singoli degli artisti che magari non sentiamo da un po' di tempo e sono pronti lì, quindi è tutta una macchina, ma dico, io questa non la bloccherei. Ora sta a vedere se Amadeus molla, oggettivamente vai a trovare un conduttore che ti fa Sanremo così, insomma. Ma c'è Vincenzo Canzone, scusa. No, io ancora sono giovincello, magari tra 10-15 anni, quando sono un po' magari. Tu già sei quasi pronto. Tu sei quasi pronto, Dario. Dario, una bella partnership, togliamo Rai Radio 2, Radio 1 e tutti quanti e mettiamo Radio Mediaset. Tanto ormai, scusami, qual è il problema? A questo punto lo fa Mediaset il festival e si risolve, cioè, è molto semplice. Allora, Alba, siccome dobbiamo cantare, perché in ogni puntata di Sicily On Air ho fatto cantare Lidia Schillaci, ho fatto cantare Daria Biancardi, Anna Bonomolo, insomma Vito De Ganzio, hanno cantato un po' di nomincelli così. Wow. Capito? Quindi Alba Plano pronta sei pronta a schiacciare play? Ora si rompe tutto. Ora vediamo, ragazzi, facciamo tutte cose, a prescindere dal fatto che sicuramente l'audio non sarà, cioè... Vabbè, dopo quello che è successo con Saghi stasera. Aspetta, vediamo come funzionano le cose. Infatti faccio un pezzettino e basta. Comunque tengo questa sera. Capita sempre quando si parlo della Sicilia, di Palermo, capita sempre, insomma, poi alla fine di nominare Davide. Parlavate, ne abbiamo parlato prima, adesso parlavate di Sanremo. Io non mi sento di esprimere un'idea, perché alla fine lui è arrivato diciamo, insomma, dovrebbe partecipare, perché ha superato tutte le audizioni, come voi ben sapete. E quindi io mi auguro per lui che lo possa fare, perché in realtà era un sogno che abbiamo condiviso per 5 anni. Lo so.
Lo so. L'abbiamo condiviso e Ti pensavo, ti ho pensato, mi permetto questo, noi abbiamo questo rapporto chiaro, sincero. Oggettivamente io ho intervistato Davide, poi è arrivata la notizia e lì ti ho pensato perché so quanto avete condiviso insieme a Davide in un momento della sua carriera importante, anche uscendo da un altro talent, Alba. Sì, ma soprattutto perché a Londra si fa famiglia. Cioè, diciamo che si ha una connessione, si finisce ad avere una connessione, un rapporto veramente intenso, quindi è un pezzo di cuore per me, capisci? Cioè, come sai bene, quando si sta lontani dalla famiglia, eccetera, insomma, poi si finisce con quando credi nei sogni e investi tutto quello che hai, tutto. La faccia, e quindi questo percorso l'abbiamo fatto insieme, mi spiego. Quindi io comunque mi auguro che questa cosa succeda. Adesso tutto questo per dire cosa? Che questo brano, che è un brano tipicamente veramente jazz, dal quale io insomma poi vengo da jazz, è un brano che abbiamo scritto una sera 5 anni fa, io e lui, quando non avevamo proprio niente da fare, eravamo proprio scoglionati da morire, ci siamo messi lì, io ho scritto la melodia e lui ci ha messo degli accordi sotto. Allora, quindi posso dire, il brano di Shorty, Plano, Sì. canta Alba Plano da Londra. Vediamo che cosa esce. Si sente la musica? I know you by now. You trick me. You play the fool. But still I find your eyes. I get lost in my worries. Then we're sorry. And I know it's true. I can see it when I find your eyes. It's our game, let us play, but don't let it go too far, 'cause your mind is my heart, then you always find it. I know you by now. You trick me, you only mess around. But just till I find your eyes again, you understand my heart is yours. When you kiss me, you make it show. And then you wait till I smile. Che meraviglia, ragazzi. Fantastico, fantastico, wow. Bello. Sì, no, ecco, vedi, questa è la bellezza della musica, quello che dicevo prima, è veramente un linguaggio universale, indipendentemente che possa piacere un genere piuttosto che un altro. Questo è evidentemente jazz. Io ho iniziato a conoscerlo perché le persone con cui collaboravo per fare i jingle della radio, che saluto perché noi eravamo un team di produzione, Gianluca Di Jenno e Simona Parrinello, di origine palermitana, tra l'altro. Gianluca è il mio producer, quello con cui ho lavorato per tanti anni, e quindi loro sono dei jazzisti meravigliosi e travalica anche da gusto personale. Magari io non sono un grande ascoltatore di jazz, non sono un grande conoscitore, poi senti Alba e ti sciogli. Così. In questo momento in cui si cerca ovviamente una figura per sedersi a Palazzo Chigi, il messaggio di prima che è arrivato è questo qua, prego. Alba Plano, Presidente del Consiglio. Siccome non a quanto pare anche lì, dopo Amadeus a Sanremo, anche lì a quanto pare non si sa chi andrà a condurre.
potremmo mandare, insomma, cara Alba, insomma, sei stata veramente straordinaria. Io dico che Alba è stata anche colei che solo una come lei poteva avere la possibilità di avere questo incarico, quella di interpretare Amy Winehouse. Lo voglio citare perché fa parte della tua vita, velocemente, però cioè, è un privilegio raro e non si sceglie una donna così a caso per dire tu rappresenti un tributo come quello di Amy Winehouse. Sbaglio? No, ed è una cosa, nel senso, erano molto esigenti, sicuramente erano molto esigenti, era un'audizione, c'erano tante, insomma, persone che avrebbero potuto prendere il mio posto. Una delle cose che ho detto, visto che ero a Londra da 2 anni, adesso ecco, la parlo come se fosse la mia lingua, però all'inizio facevo un po' fatica perché quando sono arrivata qua, cioè pasta e pizza, capito? Cioè, nel senso, l'inglese fosse... Non era un bel inglese, era un po' italiano, un po' molto italiano. Per cui la prima cosa che dissi, quando qualcuno, cioè qualcuno della produzione mi ha sentito mentre cantavo in un pub, una cosa. Mi ha detto, vuoi fare le audizioni? E la prima cosa che ho detto, ma io sono siciliana, perché poi ovviamente noi non diciamo mai siamo italiani. Ho detto, ma io sono siciliana, nel senso che cacchio prendi o pensi che una come me, che 1 anno fa era seduta nella scrivania come sono seduta adesso e mi guardavo i video di Amy Winehouse e pensavo, madonna che band pazzesca, madonna questa qua proprio niente, mi strappa proprio l'anima. Insomma, morale della favola, alla fine con tante scelte che avevano da fare hanno scelto me, ma insomma una responsabilità, ragazzi, che non vi dico, me la facevo sotto all'inizio in una maniera assurda perché il pubblico pagava anche tanto, perché andava a vedere cosa? Andava a vedere la band reale di Amy, quindi il suono era quello là. Quindi è come se tu prendi questa qui, la levi e gliene metti un'altra, cioè è un po' strana da vedere come cosa, però mi ha molto formata. Bene, intanto Sai ti arrivano i brividi da questa cosa. Beh Dario, mi sembra emoziona, noi ne giuro. facciamo una chiacchierata così, molti non si rendono conto, soprattutto poi chi vive come noi nel mondo della musica e quindi siamo quelli che passiamo i dischi alla radio, disannunciamo le canzoni, sapere che comunque questa ragazza qua ha lavorato con la band essendo la voce del tributo, quindi con la band di Amy Winehouse. Ho gli occhi lucidi perché mi ha emozionato anche come l'ha raccontato. Sono quelle cose che fanno bene, capisci? Bravo, sì. E poi evidentemente il talento serve, perché sennò non si va molto avanti. Io non credo tanto in quelli che vanno avanti solo per raccomandazioni. Prima o poi vengono smascherati. Quindi il talento serve, però è meraviglioso quando viene riconosciuto. Forse in Inghilterra sono più bravi a dare a chi merita, c'è più meritocrazia, credo. Sicuramente E poi ti posso dire una cosa che fa la differenza. Io avevo fame. Anche io quando sono arrivata a Milano, è vero. Tanta fame, cioè, quindi, ma non in un senso cattivo, nel senso che comunque è bello qua, cioè, nel senso, ragazzi, siamo pieno di talenti dovunque vai, però secondo me è quella cosa che c'hai dentro e che te la giochi tutta. È dentro, sì, è un po' ancestrale, è vero. Sì, sono d'accordo. Allora, voglio leggere tutti i messaggi che sono arrivati perché non sono numeri qua, hanno nome e cognome la gente che ci segue a quest'ora della sera di giovedì, per me valgono tantissimo, mi portano poi dopo una settimana ad avere un numero bello di visualizzazioni di Sicily On Air. Per esempio Marzia che dice fantastica Alba, poi c'è Andrea che dice complimenti, Made in Sicily, artisti in London, Celine, la nostra Celine, esperta in viaggi in giro per il mondo, che voce elegante. Antonio Monforte, non ti conoscevo, sei molto brava Alba. E ancora Marco dice brava Alba, bravissima voce. Clara Castiglione, che voce spettacolare. Gaspare, Alba a Sanremo, bellissima voce. Poi c'è Fabio Di Franco
che un collega invece del settore dell'animazione in giro per i club e le discoteche, Fabiuccio, e quindi saluto anche tutto il gruppo, diciamo, di dance, Fabio Flesca, Giampaolo Nuccio, che girano. Ecco qua Fabio, che è la voce dei 40 che ballano 90, per intenderci. Ho fatto anche mio caro Vincenzo, la tua voce speciale per timbrica edizione e la voce elegante di Alba testimoniano che noi siciliani abbiamo sempre una marcia in più. Complimenti al sound della bellissima palermitana Alba Plano, viva il composizione che vi fa scoprire questi talenti. Storia di Chiara, grazie Chiara. Voglio dire, Dario ha detto bene, aveva tanta voglia e tanta fame, non è facile arrivare in un, ve lo dice il sottoscritto, che poi qualcuno quando mi chiede, non è che Vincenzo Canzone non ha provato, magari No, non ha avuto... Ho fatto, secondo me non hai trovato le persone giuste, Vi. Io ti do questa... Guarda, io mi sentivo, io ho avuto Pelo Off Radio Kiss Kiss, era un po' forse troppo giovane quando ho fatto la mia prima diretta su Radio Kiss Kiss la sera, però poi qualche anno fa a Radio 2 ho partecipato facendo 3 dirette con Il Ruggito del Coniglio, un programma di punta, insomma, della Rai. Storico, certo. Storico, sai, poi devi avere molta fame, devi trovare, come dici tu, le persone giuste. Quindi però sono contento comunque così. Poi adesso voglio dire una piccola cosa, perché a me spesso chiedono, anche se in realtà si è un po' spostato negli ultimi anni l'interesse rispetto a qualche anno fa sulla radio. Adesso i ragazzi molto giovani hanno altri punti di riferimento e probabilmente cercano anche una gratificazione più veloce, immediata. I social purtroppo hanno anche spinto verso quella cosa lì. Però qualcuno ancora oggi mi chiede, ma come si fa? Serve, sicuramente bisogna crederci, io lo dico sempre, perché se non ci credi per primo tu non vai da nessuna parte. Bisogna anche avere fortuna, ragazzi, questa cosa è innegabile. Nella vita il momento giusto, le persone giuste, qualcuno che creda in te e che quindi sia disposto anche a compromettersi per spingerti. È tutto un insieme di cose, per cui, sai, c'è gente molto brava, bravissima, molto più brava di tanta gente che sentite in radio, che vedete in televisione o che sentite cantare, che però o non ci ha creduto abbastanza o non ha trovato il momento giusto per farcela, eppure è bravissima, molto più brava di me e di tanti altri. Quindi sai, come fai a volte veramente è imponderabile, che è anche un po' la bellezza della vita, perché se fosse tutto deciso da formule matematiche, saremmo dei robot, non saremmo degli esseri umani, e grazie a Dio invece siamo ancora umani, ancora per poco, però insomma. Senti, 105 Music and Cars, per entrare un po' anche nel dettaglio, abbiamo parlato di EMI, abbiamo parlato dei progetti e tra poco anche, prima di salutarci, Alba ci dice qualcosa di nuovo che potrebbe arrivare e quindi ci spoileri qualcosa, cara Alba, va bene? Ok? Voglio dire, insomma, ormai molti personaggi sono televisivi, ritornando con Dario a parlare di 105, ci sono molti personaggi televisivi che fanno un attimino a gara con invece chi arriva dal mondo della radio come Dario. Dario, anche questa è stata la difficoltà dei cavalli puro sangue, cioè quelli che fanno radio sin da piccolini. Tu che la vivi quotidianamente, questa tra l'altro credo che tu sei arrivato dopo un altro volto televisivo che adesso è da un'altra parte, R101. Stai parlando per caso di Alvin? All'incirca sì. A caso proprio, un po' di gossip. Vediamo com'è stato l'incrocio. No, ma io guarda, Alvin voglio bene, nel senso che è un bravissimo ragazzo, un gran professionista, ed è uno dei pochi, secondo me, televisivi che in radio rende. Perché è più facile il contrario, cioè più facile che un bravo radiofonico poi in televisione se la cavi benissimo, perché una volta che hai i tempi della radio, la radio è in diretta, la radio non ti permette di fermarti mai, devi sempre cercare qualcosa per essere a tempo, come un bravo musicista del resto. La televisione invece spesso è registrata, puoi permetterti anche di fare diverse cose, per cui è difficile che un bravo televisivo poi renda tanto in radio, sono rari i casi, ma è facile il contrario, come dicevo. E quindi io ad Alvin voglio bene. Alvin è stato uno dei primi a chiedermi, nonostante facessi i jingle, facessi le sigle, fossi un producer in gergo tecnico di 105, a usarmi come voce in 105 Music and Cars per fare delle siglette.
Quindi le mie prime vere apparizioni in voce su Radio 105 sono state quelle nel programma che adesso conduco, quindi da conduttore, ma in qualità di voce fuori campo. Vedi, la vita è strana. Senti, ma in questo momento il Caramella Club è aperto? Sì, il Caramella è sempre a gente non sa che all'interno di 105 Musica c'è un sipario è bellissimo dove si balla tutti quanti, si entra e si esce, il Caramella Club con loro, con Fabiola e Dario, insomma. Sì, non è una mia invenzione, è una cosa che facevano Fabiola e Giuseppe, esatto, che paraculava un po' le radio che si collegavano dai locali. Salutiamo! Sei in macchina alle 3 del mattino che stai tornando a casa che c'hai 2 palle così e senti gente che salutiamo il tavolo numero 27! Con la musica a palla. Allora, prendevamo un po' in giro questo mondo qui per far sentire poi della musica dance, un quarto d'ora alla fine di un programma che in realtà è commerciale, quindi che contiene musica del palinsesto della radio. Ed è molto divertente, infatti noi diciamo che è l'unico club aperto in questo momento, perché è virtuale. Uno può ballare anche a casa sua o in macchina, quindi è meraviglioso. È vero. Senti Alba, allora, quando uscirà il tuo nuovo progetto con collaborazioni importanti? Bah, non ne ho idea. Nel senso che... Però sono sincera, nel senso che se la pandemia non va, dove deve andare? Che deve andare a un certo deve punto. andare a fare sì. Esatto, non vedo il motivo per cui dovrei far uscire del nuovo materiale alla quale tengo particolarmente tanto, perché io ho prodotto un EP di 4 pezzi 4-5 anni fa che adesso non mi rappresenta più. Nel frattempo c'è stato Forever Amy, nel frattempo sono cresciuta, sono andata in direzioni diverse. Oggi la mia musica la scrivo io, ci sono dei pezzi che ho scritto con altra gente, però ecco, quindi ancora di più proprio per questo, perché oggi sono molto, molto contenta e molto, molto rilassata riguardo a quello che cioè non ho premura, ecco, insomma, non mi importa neanche l'età. Tu prima mi chiedevi quanti anni ho, non mi voglio preoccupare di nulla. L'unica cosa di cui mi voglio preoccupare è che quando esce il disco sarò in condizioni anche di poter andare e suonare dal vivo, perché ragazzi è così che si fanno i soldi. Diversamente la gente, perché no, i dischi purtroppo non... Esatto, sì, sta seduta a casa, utilizza uno Spotify fasullo che gli interrompono con pubblicità, neanche pagano 10 euro, ragazzi, 10 no, euro. No, ma infatti i dischi ragazzi, non si guadagna più con i dischi. Possibile, cioè non è possibile. Voi dovete comprendere che chi si siede e scrive musica non è che soltanto ci mette del tempo, ma ci mette la vita dietro. Cioè la vita dietro è sacrifici, studi, anni e anni di studi. Quindi quando vedi uno come un ministro, adesso non lo voglio neanche menzionare, dice ragazzi, i musicisti, ragazzi, ma cambiate lavoro. Ma perché secondo voi? Cioè, io ho mai potuto vivere solo di musica? Forse solamente da quando sono a Londra ho potuto vivere di musica, perché è importante per me poter vivere di quello per cui ho studiato, perché comunque ho studiato. Okay? Allora, vi dico, allora intanto ti saluta Dario Effettivo, che appunto è uno dello staff, dice hai fatto un meraviglioso percorso musicale, ci siamo incrociati in qualche progetto che porto nel cuore. Un abbraccio a me, insomma anche a Dario, e poi Stefania che scrive, Stefania torna indietro, Paolo grazie, io ovviamente mi sto organizzando con Io Compro Siciliano, questo progetto che si sta diffondendo, perché tutti insieme per l'evento The Guest Io Compro Siciliano. Allora, l'obiettivo di Io Compro Siciliano, uno degli obiettivi sarà in una location molto importante, in diverse location importanti, in giro per la Sicilia, ma anche per il mondo, è catalizzare l'attenzione del pubblico grazie ad artisti siciliani. Quindi possiamo dire ufficialmente, siccome mi stanno seguendo la dirigenza di Io Compro Siciliano, che sia Alba Plano che Dario Spada sono ufficialmente gente che potremmo chiamare per il The Guest Io Compro Siciliano, ovviamente pagando, caro. No, ma anche per Io Compro Siciliano anche gratis. No, ragazzi,
No, ragazzi, favolo, no, a parte lo scherzo, cioè ci stiamo attrezzando, quindi sarà bello. So esauriti, però noi organizzeremo degli eventi. Vincenzo, siamo esauriti, forse i primi piccioli che beviamo la sei messa in questa È Io vero, non è faccio vero. un evento da 1 anno e mezzo. È vero. L'ultimo che ho fatto è stato parliamone, Piccioli. Cioè, parliamo, esatto, sì, Non ne sì. parliamo. No, infatti ci mancano tanto. Allora sono quindi le 22:15. A questo punto io come dire, ho fatto i miei minuti di trasmissione e qualcuno dice Saghi che fine ha fatto? Saghi ahimè è entrato, è uscito perché era impossibilitato per la connessione. Devo però dire una ho cosa. avuto due validissimi co-conduttori, Alba e naturalmente Dario. No, Saghi in realtà non me l'ha detto, però io mi sono sentito prima. Saghi c'aveva Masterchef da vedere stasera, quindi non c'aveva tempo a stare lì a chiacchierare, quindi ha fatto finta, muoveva il telefono così e quindi no, adesso lo salutiamo. Mi dispiace un sacco perché l'avrei voluto sentire Sì, cantare, ma tra l'altro mi mannaggia. aveva promesso anche una cosa, una schitarrata di 2 minuti, quindi ero lì pronto per assorbirmi che so, un Free From Desire Free e Mancia piuttosto Free che from desire, mind, senses purified, Free From Desire. Vabbè, favoloso. Occhio alle occhio a qua, occhio alle code, cavolo. Allora, vabbè, viva l'amore, Dario, ti faccio un grande in bocca al lupo. Io faccio zapping il pomeriggio, devo dire, se io mi auguro che mi chiami qualcuno di Eurisco, non so, insomma, No, non è più Eurisco. non è Eurisco, come si chiama? È un rischio che ti chiami Come si chiama? No, Radio Ter. Radio Ter, l'ho menzionata prima, avevo Eurisco ancora in testa, pensate. Eurisco sono morti se tutti. mi chiama la signorina Ter, gli dico signorina, aspettavo lei di sentire perché io ascolto Music and Cars, Dario Spada. Clicchi, giorno medio, 7 giorni, lo dia per favore alla fascia di Dario. Apro una piccolissima parentesi, ti rubo un secondo. In realtà è vero che le radio in generale in Italia sono un po' calate in questo ultimo periodo, però Music and Cars è uno dei programmi più ascoltati da voi l'ho detto! Quindi io sono molto contento. Saranno i felici colleghi delle altre fasce che magari non sono. Vado. 105 Music Cars. Bravo. Scusi, mi fa una jingle di R101 del mattino? Non so se fa il mattino o il pomeriggio. Quale ha fatto? Tutto, secondo me tutto. Due. Fammi la jingle. Aspetta. Enjoy the music. Esatto. Sì. Enjoy the music. R101. È lei, signori. Salutiamo in collegamento da Milano Mr. Dario Spada. Grazie Dario. Ciao ragazzi, grazie a voi, è stato un piacere. Grande Dario, ti voglio bene, grazie. Ciao, in collegamento da Londra Alba Plano. Grazie Alba. Ciao tesoro, grazie mille. Grazie Mitica. E noi siamo giunti alla fine di questo appuntamento, grazie a Paolo Gatto che ha curato la regia, grazie a Marzia, grazie a tutti voi che ci avete seguito ancora in tanti, devo dire a quest'ora è incredibile, qualora lo vogliate domani sera c'è replay della puntata, giovedì prossimo torniamo con Sicily Neri su Io Compro Siciliano, adesso andiamo a Nanna che si è fatto tardi.